Quella cuciniamo insieme ad Andrea, spaghetti con un'ivoro da siccia. Tradotto, spaghetti al nero di seppia. Curiosi? E allora? Ah, un inno in cucina. Non vi preoccupate, nulla di difficile e di complicato. Soltanto un po' di attenzione, tutto qua. Perché se per caso rompete la sacca, come si dice in Palermo, agnello e sugo e finivo attio. Ma se voi, dia, personalmente, resti internos, tanto ne sente nudo, fatevelo pulire dal pescivendolo, perché tanto pagato è. Ma se invece vi volete divertire e volete provare, non scorrete il video, ma restate appiccicati nel vostro schermo. Ok, eccoci qua. E allora, se proprio avete voglia di sporcarvi le mani, come dicevo, cominciamo a togliere il becco. Con una piccola pressione si toglie e si mette da parte. L'osso centrale, facendo una piccola pressione dall'alto verso il basso, in questo modo, e lui, essendo un po' tagliente, viene fuori con molta semplicità. Diciamo che il più è quasi fatto. Togliamo la pelle esterna in questo modo. Perfetto. Tiriamo via i tentacolini e li andremo, tanto li dobbiamo tagliare. Queste qua sono l'interiore, la sacca dell'intestino che toglieremo. E andiamo a togliere gli occhi. Sezioniamo i tentacoli in questo modo e togliamo gli occhi. E mettiamo da parte, con l'aiuto anche delle forbici, apriamo dall'interno e andremo a trovare le uova, meravigliose, buonissime, e poi ci sarà anche la sacca, per cui andremo a scovare le nostre uova, le mettiamo da parte. Qua in mezzo c'è il nero. Perfetto, abbiamo fatto un po' di pulizia, come avete visto, quando becchi seppia può capitare di tutto di più, perché per esempio in una di queste seppie era rotto all'interno un po' di sacca di nero e quindi è successo un putiferio. Sono cose che possono accadere, non è colpa di nessuno, del pescivendolo né del pescatore, tantomeno mia che l'ho comprata, però può capitare. Sono riuscito a recuperarla perché comunque sono 4 seppie, 3 neri c'erano perfettamente, quindi già quelli sono più che sufficienti per condire la nostra salsa, però ovviamente quella sacca di nero ha combinato un macello. Pulito tutto e sistemato tutto, dicevo, ho tolto la pelle alle nostre seppie, le ho sciacquate bene bene, nelle parti dei tentacoli ho tolto gli occhi e il becco e adesso non ci resta altro che cominciare a lavorare con i fornelli. Quindi, un binnite, restate sempre qua sintonizzati. Inforchiamo il mio occhio bionico, perché purtroppo la vista non mi aiuta più, a tagliare a filetti la nostra seppia, la parte della sacca. In questo modo. Poi se vi piacciono più piccolini, li volete più corti, fate voi. Io li amo in questo modo perché poi comunque in cottura tende ad arricciarsi e quindi si rimpicciolisce parecchio. Poi mi piace sinceramente, dico sempre, che il Signore ci ha dato i denti per masticare. E teniamo da parte. I nostri tentacoli invece li andremo a dividere in maniera più equa possibile. Per cui così magari li facciamo in 4 in questo modo. E come vi avevo fatto vedere, qua ci stanno le uova, buonissime. Quindi io le ho trovate, è vero che ci ho perso una sacca, ma queste qua me le pappo e le metterò nella salsa. Spicchietto d'aglio battuto, se vi piace lo potete tagliare piccolo piccolo e usarlo, non è un problema, e 2 gambi di prezzemolo. Chi gradisce può mettere anche del peperoncino, ma io non lo gradisco e quindi vado avanti con la preparazione. Tritiamo una cipolla, olio extravergine di oliva in padella, partiamo con il soffritto della cipolla, aglio in camicia e 2 gambi di prezzemolo in olio extravergine di oliva. Facciamolo rosolare a fuoco dolce e poi inseriremo le seppie. Attento che il soffritto sta marciando, vi dico che questa ricetta si presta a tante interpretazioni, quindi non vi preoccupate, ne troverete tantissime versioni. Quella che io sto facendo oggi è una versione, per esempio, che prevede sia un po' di concentrato di pomodoro
che della polpa. Alcuni usano soltanto l'uno o soltanto l'altro. Verrà definito con una grattugiata di verdello siciliano, sarebbe quel limone verde che è ricco di profumo e di aroma, per cui quando lo impiatterò poi darò una grattugiata di verdello siciliano sopra. Ma torno a ripetere, è una di quelle pietanze che si presta a tantissime interpretazioni, tutte buonissime. Quindi, soffritto è pronto, a un e via, giù di seppia. Io ora tolgo l'aglio, ops, lo metto via, e i gambetti di prezzemolo. Faccio andare per un paio di minuti, facciamo rosolare a fuoco vivace e sfumiamo con del vino bianco. Una volta evaporato l'alcol vado giù prima di doppio concentrato e poi di poppa, regolate di sale e, se gradite, anche un po' di pepe. Facciamo cuocere qualche minuto, esattamente una decina di minuti, trascorsi i quali possiamo inserire il nero, la siccia. Prendete la sacca e la spremete all'interno della padella. Guardate qua, sembra inchiostro. Questa è una fase sicuramente poco gradevole, perché ci si deve necessariamente sporcare le mani. Ne varrà la pena, perché il risultato alla fine sarà qualcosa di straordinario. Simsalabim, ed inizia la magia. Vedete come comincia a diventare tutta quanta nera? E ancora ne devo inserire altre 2 sacche. Dopo una decina di minuti che la salsa cuoce, abbassiamo il fuoco e proprio gli ultimi 4 minuti, 5 minuti massimo, inseriamo le uova nel fuoco. Dopodiché caliamo la pasta. Caliamo la pasta. E nel frattempo che va la pasta in cottura, facciamo un po' di prezzemolino tagliato nico 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 nico. Adesso trasferiamo un po' di acqua di cottura della pasta in padella e a circa metà cottura del nostro spaghetto alla chitarra lo andiamo a trasferire nella salsa al nero. E potremo spadellare, occhio perché si inchiappa un mondo, eventualmente aiutatevi con un forchettone di gomma. Ed eccoci qua, siamo pronti, armiamoci di pinza, cominciamo ad impiattare come più gradite. Io scelgo questa forma così, mettiamo un po' di condimento sopra, il verdello siciliano grattugiato e un po' di prezzemolo e passiamo all'assaggio. E vi posso assicurare che dopo averlo assaggiato non potrete non esclamare se non un sontuoso: Bendamati!